Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Un'ondata di maltempo ha colpito tutto il Veneto, ci sono ancora abbondanti precipitazioni, la situazione è particolarmente seria nel Polesine. A Rovigo vediamo il titolo del Gazzettino: pompieri in azione tutta la notte, allagamenti tra Castelbaldo e Masi, Badia Polesine e Castelmassa sott'acqua. C'è stata una frana sul Grappa, poi avremo un servizio della nostra redazione di Bassano del Grappa sulla frana. Tanto vediamo ancora immagini da Rovigo. Dalla notte scorsa i vigili del fuoco del comando di Rovigo sono impegnati in provincia per interventi dovuti alle critiche condizioni meteo per allagamenti, danni d'acqua, ci sono stati alberi abbattuti, assistenza a persone in difficoltà, non si segnalano fortunatamente feriti. Particolarmente colpita la zona del Polesine tra i comuni di Salara, Castelmassa, Occhiobello e Badia Polesine, impegnate 3 squadre provenienti dai distaccamenti di Castelmassa e dalla centrale di Rovigo, coordinate dal funzionario di servizio, sul posto anche diverse squadre di volontari della protezione civile, evacuata nella notte da una squadra speleo alpino fluviale, una famiglia a Badia Polesine bloccata in casa dall'acqua. Avete visto delle immagini eloquenti che riportano un po' a quanto è accaduto recentemente in Emilia-Romagna, con allagamenti soprattutto nelle province di Ravenna e di Ferrara, poi anche situazione molto grave a Faenza. Il tempo è molto democratico, colpisce sempre un po' dappertutto. Andiamo a vedere cosa è successo a Padova. Dopo mesi di siccità, le piogge delle ultime ore molto intense stanno mettendo a rischio il sistema idrogeologico. In provincia di Padova, allagamenti già nella bassa tra Masi e Castelbaldo, come diceva il Gazzettino. Sui colli euganei la situazione regge, anche se si registrano alcune frane e smottamenti. Vediamo. Notte di veglia per i sindaci di Masi e Castelbaldo, che alle 3:30 hanno fatto il punto della situazione. Nei 2 comuni gli allagamenti stanno interessando soprattutto le campagne e alcune case. L'acqua ha anche invaso alcune vie di comunicazione periferica. Gli scoli non sono riusciti a drenare la quantità di pioggia caduta senza alcuno stop per 24 ore. In piena operatività i volontari della protezione civile e gli operatori dei consorzi di bonifica, che hanno tutte le pompe in funzione. Oltre a Masi e Castelbaldo, alcuni allagamenti si sono registrati anche a Merlara, Megliadino San Vitale, Monselice. A Montagnana si stanno monitorando i corsi d'acqua e in particolare i livelli del Frassine e del Fratta. A Montegrotto Terme è caduto un grosso pino, ma la situazione è già tornata alla normalità. Piccoli disagi a Padova. Sui colli euganei tutti i comuni sono in stato di allerta. Protezione civile impegnata a Torreglia per alcuni allagamenti, così come a Teolo. A Galzignano Terme si è allagata la strada di collegamento tra il comune e Battaglia Terme e si sono registrati alcuni smottamenti, uno in via Sesa. Qui, spiegano dal municipio, sono caduti 3 mm all'ora per tutta la serata di ieri. Preoccupati tutti i sindaci dell'area. Per le prossime ore è previsto un rallentamento delle precipitazioni, ma i bacini di laminazione sono già tutti a livelli elevati e sotto sforzo. È primavera, ma in montagna è tornato l'inverno. Vediamo le immagini del Corriere del Veneto che riguardano, del Gazzettino, che riguardano le abbondanti nevicate sopra Cortina. Vediamo la perturbazione che attraversa il nostro paese, ha imbiancato nuovamente le Dolomiti del Veneto. Sono tornate nelle ultime 24 ore a registrare neve fresca che ha raggiunto anche 50 centimetri a Ravales, sopra Cortina. In questa cima, che si trova a 2615 metri sopra la perla delle Dolomiti, complessivamente al suolo vi sono 146 centimetri di neve. Il bollettino dell'ARPAV segnala altra neve fresca sopra Arabba, 47 centimetri, sopra Falcade 34, sul Monte Piana e sul Monte Cerza a 30. Sotto i 2000 metri l'apporto di neve fresca è ridotto intorno ai 10 centimetri e nullo sulle prealpi.
Vi dicevo, andremo poi a vedere la frana nel Bassanese, a San Liberale. Ci sarà un servizio della nostra redazione di Bassano e passiamo alla cronaca nera. Tante razzie, tanti furti, tante bande all'opera. Ogni tanto, grazie ai carabinieri, i malviventi vengono fermati. Vediamo il servizio dalla nostra redazione di Treviso. Studiavano i piani nei minimi dettagli, professionisti dei furti, 31, i colpi contestati, una ventina fra Rovigo, Venezia e Ferrara, una decina tra Padova e Treviso. Il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Rovigo e dell'aliquota operativa della compagnia di Adria è scattato nelle ore scorse. In manette sono finiti 3 albanesi, 43, 41 e 34 anni, residenti a Milano, Modena e Pavia. In queste città i loro covi. Da qui partivano e in una notte transitavano almeno in 2 province, mettendo a segno almeno 3 o 4 colpi. Alla banda sono state contestate anche 2 rapine improprie. Durante i furti si sono trovati di fronte i proprietari ed hanno reagito per guadagnarsi la fuga. Prese di mira case e appartamenti, svaligiate con perizia, rubavano di tutto, dai monili in oro, oggetti di valore, denaro. Utilizzavano un'attrezzatura professionale fatta di targhe false, auto sportive e veloci, ricetrasmittenti, flessibili di ogni misura ed un vero e proprio arsenale di arnesi da scasso. Non si facevano mancare nulla, ma sulle loro tracce da tempo c'erano i militari dell'Arma. Le indagini coordinate dalla Procura di Rovigo sono scattate lo scorso novembre. Gli accertamenti sono tutt'altro che terminati. La lista di assalti potrebbe essere ben più lunga. La banda ha colpito infatti in tutta Italia, nel Veneto ma anche in Lombardia e in Emilia-Romagna. Uno dei 3 della banda, il 43enne, è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere nella casa circondareale di Brescia, dove si trova già detenuto per altre analoghe accuse. Gli altri 2 arresti invece sono scattati nelle rispettive abitazioni dove gli indagati sono stati rintracciati all'interno di un garage nell'Interland milanese che veniva utilizzato dalla banda come magazzino, oltre che come deposito per le auto utilizzate nei raid. I militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato 19.000 euro in contanti, diversi orologi di valore e svariati oggetti in oro, oltre a tutta l'attrezzatura utilizzata per gli assalti. Ci sono molti squilibrati in circolazione, abbiamo visto in questi ultimi giorni, è una conferma che si ha perché è un problema che dura da tempo. Tra l'altro c'è una grave mancanza di psichiatri e di controlli e i carabinieri ogni tanto si imbattono, come era successo a Fara Vicentino l'altro giorno, con una sparatoria. 3 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria dai carabinieri del comando provinciale di Treviso, in particolare alla compagnia di Castelfranco Veneto è intervenuta verso la mezzanotte presso la sala d'attesa del centro unico di prenotazione del locale ospedale civile, dove un uomo, un 48enne di origini moldave, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva poco prima esploso in aria diversi colpi utilizzando una scacciacani, pare fosse sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Da immediati accertamenti non ci sono stati al momento, diciamo, danni. All'indagato, che non ha opposto resistenza ai carabinieri, hanno sequestrato l'arma e una quindicina di munizioni a salve calibro 8 mm, quindi una pistola a salve. Intanto un 17enne a Vittorio Veneto, controllato da una pattuglia del radiomobile della compagnia dei carabinieri vittoriese, mentre era a bordo come passeggero di un'autovettura, è stato trovato in possesso di circa una trentina di grammi di marijuana. Nel pomeriggio di ieri a Treviso un 30enne italiano sottoposto a controllo senza giustificato motivo è stato trovato in possesso di una pistola a gas priva del tappo rosso, riproducente un modello in uso alle forze armate di altri paesi, quindi così, controlli dei carabinieri che hanno portato a questi fermi. Resta in carcere intanto il 46enne dominicano accusato della morte del trevigiano Antonio Costa sabato notte a Fener. Davanti al GIP il presunto killer ha confermato la versione della prima ora. Vediamo il servizio di Tiziana Bolognani.
Sono da poco passate le 13:30 quando l'auto di Giorgio Gasperina, legale di Pedro Livert Dominguez, lascia il carcere di Baldenic, dove il suo assistito si trova da inizio settimana in stato di fermo con l'accusa di aver ucciso il 53enne Antonio Costa. I fatti sono quelli di sabato notte a Fenerdi all'Anno di Piave, quando una serata di festa latinoamericana si è trasformata in tragedia, con Costa colpito a morte da un fendente all'esterno del bar nei pressi della stazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato circa un'ora, il presunto killer, vedovo da 1 anno e padre di 4 figli, ha ribadito la versione della prima ora, ovvero che la coltellata fatale sia partita nel corso di una colluttazione e come a tirare fuori il coltello per primo fosse stato Costa. Insomma, Dominguez avrebbe tentato di disarmare il 53enne di origini trevigiane, sentendosi minacciato, con il colpo mortale sferrato inavvertitamente, al di là quindi di ogni intenzione. Insomma, una lite trascesa e finita nel modo più drammatico possibile, e questo a causa di alcuni apprezzamenti molesti della vittima nei confronti di una ragazza fidanzata del figlio di un amico di Dominguez. Questa è la ricostruzione fatta dall'uomo al giudice per le indagini preliminari, che ha sciolto le riserve nel pomeriggio, convalidando la misura di custodia cautelare in carcere. Dominguez resta a Baldenic con l'accusa di omicidio volontario. Il dominicano non avrebbe tirato in ballo altri soggetti, ma si continua a indagare senza soluzione di continuità su eventuali responsabilità di terzi. Quanto ai figli dell'uomo incensurato, i 2 maggiorenni si stanno occupando dei più piccoli. Solo 1 anno fa avevano perso per malattia la madre. Servizio di Christian Arboit, e rivediamo la testimonianza dei 2 sopravvissuti all'incidente dell'A27, dove un 67enne ha invertito improvvisamente la marcia e a folle velocità ha centrato altre auto. Ha perso la vita il pensionato che era al volante di un'auto lanciata a folle velocità, e per fortuna, per miracolo, si sono salvati 2 coniugi che ringraziano coloro che li hanno subito soccorsi e dicono: pensavamo di essere morti. Vediamo. Mi sono messo in corsia di sorpasso con la freccia e quindi ero in accelerazione quando tutto a un tratto ho visto una macchina contromano. Non era nella corsia di sorpasso. Ho sperato che lui rimanesse in quella corsia, ma stiamo parlando di frazioni di attimi, proprio frazioni di secondi, e invece lui, forse per evitare le macchine che erano prima di me in mezzo, si è buttato verso il guardrail. A quel punto io ho frenato a tavoletta, ma non ho potuto evitare lo schianto, proprio sia stato dritto. E ho pensato di essere morto, perché lo schianto è stato terribile. E quindi ho gridato, mi ricordo di aver gridato, ma ho sentito la macchina esplodermi addosso. Attimi sospesi, quasi irreali, frazioni di secondo, lunghe una vita. Alfio Pistorio guidava la Passat che si è scontrata con l'auto di Bruno Sabadin. Con la moglie Giulia e il loro Labrador avevano trascorso una giornata di spensieratezza sul lago di Santa Croce. Dimessi dal Cafoncello, sono ora a casa. Impossibile non pensare a quella Kia Sportage contromano che li ha travolti a 2 chilometri dal casello di Vittorio Sud. Mi sono accorta che questa macchina avvicinare proprio a noi, e per un attimo mi è passato per la testa: questa persona vuole suicidarsi. E poi c'era questa botta fortissima, ho avuto un dolore fortissimo sull'addome, la gabbia torace, le gambe. Poi ho visto questi airbag bianchi e anche il fumo, e per un attimo mi è venuto persino in mente che siamo già in paradiso, se siamo morti. Secondo me, non guidando, ha avuto un'altra percezione e l'ha visto un attimo dopo di me. Lui ha avuto paura, indubbiamente, perché io questo ho percepito, e si è buttato nella corsia che lui pensava vuota, che era verso il guardrail, e invece arrivavamo noi. E quindi è stato, io penso che lui era in totale confusione. Probabilmente nessuno mai saprà cosa è accaduto davvero nella mente di Sabadin, malato da tempo, e domenica, come raccontato anche dalla sorella Roberta ai nostri microfoni, particolarmente confuso. Pur nella tragedia resta la consapevolezza di una strage evitata e di una grande solidarietà. Vorrei ringraziare, perché mi ha scritto il nome o il suo numero di telefono, lo chiamerò ovviamente, il signor Claudio e la sua, non so se compagna, moglie, non mi ricordo il nome onestamente, che si sono preoccupati del nostro cagnolino e l'hanno preso, l'hanno portato da un nostro carissimo amico da Padova. Cioè loro sono di Padova, si sono fermati a Treviso, hanno contattato questo mio amico
e l'hanno portato. È stata molto... Siamo molto grati a queste persone. Non dimenticherò mai l'aiuto di queste persone sconosciute assolutamente. C'erano 2 o 3 coppie. Sono felice di poter dire che siamo vivi, siamo qua, stiamo raccontando questa storia terribile, tristissima, soprattutto per chi è morto, perché comunque è una persona morta e quindi dispiace questo. Allora, torniamo al maltempo. Vi dicevo che ci sono stati allagamenti, soprattutto nel Polesine, ma una frana nel Bassanese a San Liberale. Sentiamo i particolari nel servizio della nostra redazione di Bassano del Grappa. Le precipitazioni intense delle ultime ore stanno iniziando a farsi sentire sulla tenuta idrogeologica del territorio, soprattutto nelle zone di montagna. Questa notte si è verificato infatti uno smottamento a Pieve del Grappa sulla strada che si inerpica sul massiccio. Poco dopo la mezzanotte una frana è caduta sulla strada nel tratto denominato Via Sant'Andrea, in località San Liberale. Secondo le prime informazioni pare che i massi si siano staccati da un costone a causa delle abbondanti piogge, finendo sulla carreggiata. Subito è scattato l'allarme e la strada è stata chiusa al traffico. Ci sono alcuni residenti che sono rimasti bloccati perché Via Sant'Andrea a San Liberale è una strada senza uscita. I locali della zona erano invece chiusi e quindi non ci sono stati problemi per eventuali ospiti o per il personale. Non si segnalano feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa. Nel corso della mattinata anche il sindaco Annalisa Rampin è salita in San Liberale per verificare la situazione assieme a un geologo. Il massiccio del Grappa è sotto i riflettori in queste ore perché in passato, in occasione di piogge intense e periodi di maltempo, si sono spesso verificati smottamenti e frane che hanno isolato intere zone per giorni. Nel frattempo continua a piovere sulla pedemontana e sui rilievi, dove le temperature sono scese a picco e si è rivista pure la neve. Sul Monte Verena, nell'altopiano di 7 comuni, si è già creata una coltre bianca di alcuni centimetri che di questa stagione è piuttosto rara. Servizio Ferdinando Garavello. Andiamo a Treviso, dove una donna italiana, 46enne di origini ghanesi, ha denunciato un caso di molestie razziali. Sarebbe stata insultata da un autista della MOM e ovviamente nell'azienda dei trasporti è in corso una verifica per accertare quali siano state proprio le cause di questo diverbio tra l'autista e questa donna. Vediamo. Noi abbiamo un codice etico, ogni dipendente, che sia diretto, che sia di subaffidatarii, ha l'obbligo di seguire questo codice etico. Quindi assolutamente queste situazioni non possono essere tollerate. Questa è la posizione dell'azienda e quindi quando avremo accertato tutti i fatti sicuramente questo signore non lavorerà più per MOM, lavorerà per chi vuole, però per MOM no. È pronto ad adottare la linea dura in qualità di committente il presidente di MOM Giacomo Coladon nei confronti dell'autista della ditta appaltatrice che avrebbe assunto gravi atteggiamenti razzisti nei confronti di una donna italiana 46enne di origini ghanesi, già modella, oggi stilista di fama. Merebella K in queste ore si trova ad Amsterdam ma ritorna con la mente a venerdì scorso sulla linea 4, la fermata di Viale Cadorna. Sta rientrando nella sua casa di Treviso dove vive da 20 anni con il marito, un trevigiano e i 2 figli. L'autobus praticamente ha 2 entrate, è fermata proprio dove ero io, che era la fermata davanti. E vedo che lui non mi apre. A un certo punto lui mi guarda e mi fa: vai in drio. Sì. Allora io sono entrata dietro, sono andata direttamente da lui e ho detto: ma perché non mi hai fatto entrare davanti? Prima volta non mi hai risposta, seconda volta non mi hai risposta, la terza volta tira questo signore in voce arrogante, ma ha urlato: sto guidando, non ho tempo per gente come... E poi si è mangiata. Nelle fermate successive, racconta Merebel, l'autista apre anche la porta anteriore facendo salire tutti i passeggeri. La donna chiede spiegazioni. Perché io non potevo entrare davanti? Perché ho la pelle scura, perché sono nera, o perché? Perché ha fatto entrare successivo tutti quelli che hanno la pelle come la sua, ma io che ho la pelle diversa dalla sua mi ha detto proprio vai dietro. Scenari d'apartheid. Merebel decide di non stare zitta, chiede scuse, pubblica l'autista. Io sono cittadina italiana, lavoro, rispetto tutto, trovandomi davanti un gesto così mi sono sentita male.
Questo razzismo ne ho trovati tanti, ma questo qui era proprio una cosa, non so neanche come metterla. Perché lui si è comportato così? Se lui ha comportato così con me, significa che fa con tutti. E un altro caso di molestia ai danni di una ragazza su un treno a Mestre. È stato fermato un 18enne, Servizio Ilaria Marchiori. Dopo gli episodi avvenuti nelle scorse settimane in altre città, un'altra ragazza è stata aggredita a bordo di un treno sulla linea Treviso-Venezia e tra molti passeggeri aumenta la paura e la richiesta di maggior sicurezza. Gli agenti, anche grazie alla fotografia che la ragazza ha fornito dal contatto social, in breve hanno rintracciato il giovane che nel frattempo si era cambiato la maglietta per non farsi riconoscere, ma il suo escamotage è servito a poco. Albanese, 18enne, in Italia da un anno ma ancora irregolare sul territorio, è stato denunciato per violenza sessuale. Le indagini proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda, ma quanto accaduto desta preoccupazione tra chi prende il treno regolarmente. Stavo parlando ieri con mio ragazzo, io ho detto, io sinceramente trovarmi in un posto così da sola, io ho paura. Sono una ragazza abbastanza tosta e tutto, ma sì, purtroppo sì. Secondo te cosa bisognerebbe fare? Non so, aumentare i controlli, la sicurezza? Sì, assolutamente. Per noi ragazzi giovani, secondo me sì. Se ci fosse più ordine nei treni, che ci tutelassero, sì. Mettere più gente che segue, più polizia, e non ci sono perché ne hanno pochi anche di quelli. E di conseguenza non saprei dirti proprio, cioè che i ragazzi imparino forse da piccoli ad avere rispetto per noi. E c'è stato un altro tentato stupro a Milano, vediamo il titolo del Corriere della Sera: 44enne seguita fino a dentro casa da uno sconosciuto e colpita con pugni al volto. In questo caso si tratta di un 23enne originario del Gambia. Quello della stazione centrale di Milano era stato un marocchino che aveva violentato un'altra ragazza. A Mestre l'albanese, insomma, di fatto almeno in questi ultimi episodi ci sono sempre stranieri coinvolti in questi gravi episodi. Vediamo un altro titolo, già che siamo sul Corriere della Sera. Milano, grossa esplosione in centro, fiamme e fumo nero, evacuata una scuola, è partita da un camion di bombole a gas. Tra poco andremo a Padova a vedere in diretta la protesta degli studenti. Non so se Valentina Visentin è già pronta. La protesta degli studenti che si sono accampati davanti a tante università, anche davanti a quella di Padova, per protestare dentro alle tende contro il caro affitti. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, abbiamo appena raggiunto Palazzo del Bo, dove questa notte hanno trascorso qui la notte gli studenti. Qui con me c'è Emma Ruzzon, che è la presidente degli studenti universitari appena riconfermata. Emma, com'è andata questa notte? Insomma, nonostante il meteo avverso, avete iniziato anche qui a Padova la protesta, una protesta ormai nazionale. Sì, la notte è andata bene, appunto, nonostante il tempo non fosse dei migliori. Per fortuna siamo in tanti che intendiamo rimanere anche questa notte. Quelle a venire tornando ci si serve, però aspettiamo delle risposte dalla regione soprattutto, però continuiamo soprattutto a gettare benzina sul fuoco della mobilitazione nazionale, quindi continueremo finché serve. Diritto allo studio, che è diritto ad una casa, oltre il 50% degli studenti aventi diritto ad una borsa di studio, ad un alloggio universitario, purtroppo non riescono ad averlo, quindi insomma è una battaglia che avete già qua a Padova iniziato qualche tempo fa. Sì, in realtà per quanto riguarda nello specifico gli affitti è dall'autunno 2021 che utilizziamo anche proprio le tende come simbolo di questa emergenza, perché a Padova, come sappiamo, subito finito il Covid, con il rientro al 100% in presenza nell'università, l'emergenza si è manifestata. Abbiamo appunto affitti che arrivano a 600-700 euro e è da allora che proviamo a manifestare, proviamo a insistere su questo, e appunto si tratta di diritto allo studio, perché dover lavorare per potersi permettere un tetto sopra la testa quando dovrebbe essere un diritto non è
un modo per poter studiare in modo sereno. Gli studenti hanno appena ricevuto anche la visita del segretario nazionale della FIOM De Palma, ma intanto Emma, possiamo andare a vedere le tende, ci accompagni? Direttore, io vi faccio vedere intanto come hanno passato la notte qui gli studenti universitari, si sono accampati all'ingresso dell'università di Palazzo Bo, quindi in pieno centro storico davanti anche al comune, c'è anche l'assessore al sociale Margherita Colonnello e l'assessore e il segretario della CGIL Martorano, quindi tante le visite che hanno ricevuto e che stanno ricevendo in questo momento gli studenti universitari, e queste sono le tende, lo vedete, sono 3, 4, 5, 6 tende che stanno utilizzando in questa notte. È prevista anche un'allerta meteo per le prossime ore, ma questo non fermerà gli studenti, vero Emma? No, come vi siete attrezzati? Ci mostri un po'? Ma in realtà siamo per ora con 6 tende, poi può essere che le aumenteremo questa sera. Abbiamo per fortuna tutti molta esperienza di campeggio, quindi siamo attrezzati bene e soprattutto ringraziamo perché più persone ci stanno portando cibo, ci stanno portando dei beni, ci stanno venendo semplicemente a chiedere se serve qualcosa, quindi sia la comunità studentesca che un po' la cittadinanza è solidale in questo momento e ci stanno aiutando, e questo è un segnale non solo appunto di solidarietà, ma di quanto l'emergenza abitativa stia colpendo effettivamente tutti gli studenti e tutti i lavoratori. Grazie Emma, noi ringraziamo Emma Ruzzon. Direttore, se possiamo rimanere ancora in linea, vediamo se riusciamo a avere anche una battuta del segretario nazionale della FIOM De Palma, che è qui a Padova. Vediamo, segretario De Palma, possiamo chiedere, siamo in diretta, possiamo chiedere che cosa ha detto oggi agli studenti che sta incontrando qui? Mi sono fatto dire dagli studenti, cioè qual è la loro situazione in questo momento, che ovviamente si può chiamare carovita, è il carovita che riguarda gli studenti perché gli affitti sono insostenibili, ma dall'altro lato sono stato a fare le assemblee, per esempio in Antonio Carraro stamattina. Il problema dei lavoratori è che col salario, con l'inflazione che c'è, poter pagare i mutui, gli affitti e il potere d'acquisto, come dire, è messo in grossa discussione, e sono questi punti su cui bisogna contrattare con le imprese, con il governo e le istituzioni per poter migliorare la condizione di vita delle persone. Il problema è che ad oggi tavoli negoziali non ce ne sono. Quindi insomma il caro vita, caro affitti e mutui anche, vediamo che colpisce gli studenti ma anche tante famiglie. Ma certo, perché in questo momento tra l'altro l'Unione Europea ha deciso un aumento del costo del denaro che si sta riflettendo su tutte le persone che hanno per esempio acquistato una casa, acquistato un'auto, perché aumentano i tassi. E quindi in questo momento invece sarebbe necessario un intervento pubblico esattamente contrario, cioè permettere al potere d'acquisto di tornare ai livelli di normalità, perché in questa situazione c'è chi ci sta perdendo, cioè noi, e qualcun altro invece ci sta guadagnando, perché ci sono quelli che sono sempre più ricchi di prima. Grazie, allora ringraziamo anche al segretario nazionale della FIOM che appunto ha portato la solidarietà agli studenti universitari, mobilitazione che continua e continuerà nelle prossime ore. Valentina, tieni ancora la linea, perché vorrei tanto che tu facessi vedere anche all'interno di qualche tenda e soprattutto vorrei capire da dove vengono gli studenti, se ne senti magari 2 o 3 e gli chiedi dove vivono e perché sono costretti ad affittare degli alloggi a Padova. Evidentemente non sono a 2 passi dall'università. Esattamente, con Cristian Roque Allende adesso vi facciamo vedere ancora le tende che mi segue. Ecco, c'è un altro rappresentante, Domenico. Tu Domenico, per esempio, da che parte arrivi? Ma tu sei qui a Padova in affitto, quanto paghi di affitto? Io sono studente fuori sede, sono siciliano e in realtà adesso vivo in una condizione stabile. Dopo circa un anno di cercare casa sono riuscito a trovare un affitto a 300 euro. Di una stanza singola? Di una stanza singola, condizione, mi sento molto privilegiato. E negli anni precedenti ho trovato affitti a 400-450 euro di una stanza singola. In alcuni casi ho letto di colleghi e colleghe che anche pagavano molto di più. Il tema è non solo l'affitto che costa, ma abbiamo avuto un anno di stare dietro le bollette, che è stato veramente difficile. Grazie Domenico, continuiamo a farvi vedere appunto le tende, le vedete, sono tende da campeggio, all'interno riusciamo a far vedere, ci sono ancora i materassi e i piumini, perché tra altre cose le temperature sono scese moltissimo durante la notte, c'è sempre stata la pioggia e pioggia è prevista anche per le prossime ore con un abbassamento della temperatura. Proviamo a sentire, c'è un'altra studentessa qui, tu sei fuori sede, studentessa fuori sede. Da dove vieni? Dalla Liguria. E quanto paghi qui di affitto?
Allora, io quest'anno ho trovato un affitto all'ultimo perché inizialmente quest'estate non stavo trovando, ho subito 2 truffe, una mi ha portato via ben 300 euro perché ovviamente quando si è disperati si accetta tutto, anche case che non si hanno visto, e spesso si viene a scoprire che sono solo truffe, non esistono davvero. Sono riuscita in ultimo a trovare una sistemazione, pago ancora poco perché pago 300 euro al mese, che non sono pochi, però in confronto alle situazioni dei miei colleghi sono decisamente sostenibili. Grazie anche a te, insomma avete sentito già su 2 studenti che abbiamo trovato pagano già tutti 300 euro, proviamo a sentire qualcun altro. Ciao, tu sei fuori sede? No, io sono l'unico non fuori sede. Tu? No, io sono di Treviso, però mi sono trasferito qua. E quindi sostieni una spesa di affitto? Sì, per mia fortuna contenuta in realtà, però abbiamo un amico che ha avuto grosse difficoltà a trovare casa, tuttora sta cercando, lui viene dalla Puglia e a settembre inizialmente gli abbiamo detto ti ospitiamo noi tranquillamente a casa, poi purtroppo a causa di questa situazione è tuttora a casa nostra. Per noi non è davvero un problema perché comunque si crea socialità in casa, però giustamente anche dal suo punto di vista è un po' problematico perché come dicevo prima, per noi non è un problema, non è un peso, per lui è comunque sentirsi ospite, nonostante cerchiamo sempre di farlo sentire come se fosse casa sua vera e propria. Grazie mille. E un'ultima cosa, direttore, vi faccio vedere qui oltre alle tende c'è anche, si sono accampati anche con delle provviste e dei termos, perché insomma dicevo fa freddo, c'è anche la necessità di mangiare. Vi chiudiamo in diretta, voi siete fuori sede? Sì, siamo fuori sede. Sì. Quanto pagate per curiosità di affitto? Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare una situazione ancora prima della crisi degli ultimi 2 anni, per il quale abbiamo trovato ancora un affitto accessibile, però al momento le singole e le doppie raggiungono prezzi che per le famiglie non è più possibile sostenere e siamo costretti a scontrarci con un mondo del lavoro precario e con delle paghe veramente al minimo del sindacale. Grazie mille. Allora direttore, adesso restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, siamo stati fortunati, sono fortunati i ragazzi che abbiamo intervistato, hanno tutti trovato una sistemazione. Particolarmente grave è la situazione anche a Milano, a Roma, nelle grandi città, e si fa di necessità virtù. Anche all'estero tanti ragazzi italiani convivono magari in 4, 5 o 6, così dividendo le spese e i costi all'interno di appartamenti anche piccoli. Allora, tanto per restare in tema, famiglie che non riescono a pagare il mutuo, che non riescono a pagare l'affitto, e non soltanto gli studenti hanno difficoltà. Vediamo questa famiglia a rischio sfratto, sempre a Padova. Noi stiamo cercando che gli trovino un posto anche a lui, non una casa, perché non è un cane. Se fosse un cane forse andremo a cercare il posto per il cane. Questa è una persona. Da un lato una famiglia che da anni non riesce a pagare il mutuo, a cui è stata pignorata la casa, dall'altro l'avvocato del giudice che deve eseguire il pignoramento perché la casa a novembre è stata venduta all'asta dalla banca e quindi c'è un legittimo proprietario che vuole entrarne in possesso e che sta pagando un mutuo. Quanto accaduto in via Lemagna a Padova nel quartiere Arcella è la fotografia dell'emergenza abitativa in città. Le rate dei mutui sono schizzate, gli affitti aumentati e sono tantissime le famiglie in difficoltà che rischiano lo sfratto o, come nel caso di questa famiglia bengalese, il pignoramento. Io ho andato tutti parte per cercare casa, per aiutare me, anche tutti i mobiliari, tutti parte, però nessuno vuole dare me casa perché noi 5 persone, cosa devo fare io adesso io? Io lavoro a 23 anni, regolare in Italia. Trovare un affitto in città è diventato un'impresa quasi impossibile non solo per gli studenti universitari ma anche per le famiglie, a dirlo il SUNIA, il sindacato degli inquilini. Abbiamo notato che sono calati parecchio i contratti concordati, si chiamano così, mentre sono aumentati quelli liberi, perché lì si può salire con il canone, mentre con i concordati il canone è compreso tra un minimo e un massimo. Quindi da lì si vede che c'è questa spinta al rialzo, vuoi per l'inflazione, vuoi per la richiesta che c'è di alloggi. Questo sta comportando tutta una serie di problemi. Problemi per gli studenti, ma praticamente per le famiglie diventa impossibile trovare un alloggio in affitto, soprattutto poi se si è una famiglia numerosa,
gli affitti vanno su appartamenti grandi dagli 800 ai 1300 euro mese. A Padova sono circa 150 gli sfratti eseguiti in un anno, numeri in crescita, con difficoltà a trovare poi soluzioni per le famiglie che devono lasciare le abitazioni. Nel caso di oggi a moglie e figli minorenni era stato offerto un posto in una struttura, ma il padre non poteva essere ospitato perché lavora e quindi tecnicamente può cercare un nuovo alloggio. Alla fine, dopo una lunga mediazione, la famiglia si è impegnata a lasciare l'appartamento in attesa di una risposta dei servizi sociali. Il mercato è sempre stato impazzito, drogato. Quindi voglio dire, adesso ha raggiunto l'apice perché sono stati qui a Padova, l'università ha dato la possibilità a moltissimi studenti, 10.000, 12.000 studenti in più rispetto ai numeri passati. Queste persone dove vanno? Hanno bisogno di alloggio e quindi diciamo che Padova, il centro di Padova e la prima periferia, per i valori che ci sono degli affitti, gli alloggi se li possono prendere solo gli studenti, che non bastano poi. E anche i mezzi pubblici hanno subito dei rincari delle tariffe dei biglietti. Vediamo cosa dicono i ragazzi di Generazione Padova. Sentiamo. Abbiamo lanciato la petizione Ferma l'aumento contro l'aumento per l'appunto delle tariffe orarie del trasporto pubblico e degli abbonamenti. I biglietti è pur vero che sono aumentati in termini di tempo di validità, ma comunque al minuto troviamo un 10% in più del prezzo. Inoltre un mese fa sono state tagliate 56 corse giornaliere su più linee. Questa la protesta degli attivisti di Generazione Padova, l'associazione legata all'ex assessore Marco Carrai, che si ripropone di fermare l'aumento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti di Bus Italia. Come popolazione studentesca, ma come popolazione padovana tutta, troviamo che queste siano scelte che facciano ricadere la difficile situazione finanziaria di Bus Italia, che pur riconosciamo, sulle spalle delle cittadine e dei cittadini. I QR code verranno attaccati alle fermate di bus e tram per permettere di firmare digitalmente la petizione. Auspichiamo che le istituzioni comunali, universitarie e chiaramente le dirigenze di Bus Italia tornino su alcune decisioni che tra l'altro sono dannose per quanto riguarda l'ambiente, perché in una città che vuole essere sempre più verde si va fondamentalmente ad incentivare in maniera pesante il mezzo privato. Diamo due titoli del Corriere del Veneto. Portogruaro, incidente in tangenziale, morto a 18 anni questo ragazzo, è rimasto ferito il padre che era in auto con lui, e poi il dramma di Sara Simeoni che ha subito un furto in casa e l'appello ai ladri e dice: ridatemi l'oro di Mosca. L'Olimpionica davvero molto colpita da questo furto, proprio almeno l'oro di Mosca, chiede ridatemelo, così come è stato lanciato purtroppo inutilmente l'appello di Bebevio, che stava mangiando in un ristorante a Roma, le è stata rubata la borsa, dentro c'era il computer con la sua tesi di laurea, anche lei si è rivolta ai ladri chiedendo di restituirle il maltolto, ma per ora nessuna notizia. Torniamo alla cronaca nera, cordoglio per il ritrovamento nel fiume Piovego del sacrestano della parrocchia del Tempio della Pace. Qui siamo di nuovo a Padova, era scomparso da sabato scorso. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo di Ivano Dalle Fratte, il 75enne padovano ritrovato cadavere nelle acque del fiume Piovego all'altezza del Ponte dei Graissi ieri sera. L'uomo, sacrestano e corista della parrocchia del Tempio della Pace, era scomparso sabato pomeriggio da casa. Secondo una prima ricostruzione pare abbia avuto un malore e sia scivolato in acqua, ma i carabinieri non hanno ancora ritrovato la bici con cui l'anziano si era allontanato. Dopo aver pranzato con il fratello e la cognata con cui viveva in via del Pescarotto in zona Stanga, era uscito per fare un giro in bicicletta. In serata i familiari non l'avevano visto rientrare. L'allarme è scattato domenica mattina, quando di Ivano ancora non c'era traccia. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno concentrato le ricerche lungo l'argine del fiume Piovego. Dolore e sconcerto anche nella parrocchia del Tempio della Pace, dove il 75enne era sacrestano, corista e maestro di canto, ben voluto da tutti. Ecco il ricordo che ne fa Don Luca Facco. Per noi è una grande perdita. Concludevamo sempre la messa con anche un piccolo buffet e lui ci salutava sempre con una barzelletta, per cui anche un uomo di grande simpatia.
e anche di profonda spiritualità, perché nelle preghiere spontanee, perché la nostra è una parrocchia molto piccola, per cui le preghiere dei fedeli sono spontanee, sempre lui preparava una preghiera dei fedeli, in particolare era molto propenso proprio a pregare sempre per la pace, chiudeva sempre le sue preghiere dicendo basta guerra, per cui veramente portiamo nel cuore una persona a cui abbiamo tanto voluto bene, che ci ha voluto bene, e lo affidiamo soprattutto alla misericordia del Padre. E vediamo la carenza di personale, ne parliamo sempre per quanto riguarda ristoranti, alberghi. Abbiamo parlato ieri del robottino che fa il cameriere in un locale di Piazza dei Signori a Treviso, ma c'è anche carenza di organico negli uffici pubblici. Vediamo a Vicenza l'SOS lanciato dai sindacati perché manca il 60% della forza lavoro e i servizi sono a rischio. Vediamo. Da quelli dell'INPS a quelli dell'INAI, dalla questura alla prefettura all'ufficio scolastico, le 3 sigle sindacali CGIL, CISL e UIL lanciano l'SOS per segnalare la carenza di organico negli uffici dello Stato nel Vicentino. Abbiamo situazioni di 60% di carenza organica, ma abbiamo anche punte del 75% di carenza organica, quindi abbiamo uffici pubblici che lavorano col 35% della forza lavoro. Di conseguenza il servizio al momento viene reso solo e esclusivamente per la volontà dei lavoratori a costo di grandi sacrifici, salti mortali, si riesce a dare servizio. Noi siamo molto preoccupati perché questo non basterà più. Carenza di organico che incide non solo sui lavoratori e i carichi di lavoro, ma anche sulla tenuta e l'erogazione dei servizi. Dicono basti pensare alle richieste di NASPI, al calcolo delle pensioni, all'emissione dei passaporti, alla gestione delle pratiche di infortunio, solo per citare degli esempi. Pensiamo ad esempio alla motorizzazione civile, da 60 teorici dipendenti siamo a 29. Difficile in questo modo riuscire a programmare, ad esempio, uno dei servizi che interessano molto la cittadinanza, gli esami per le patenti. Pensiamo alla questura che negli ultimi anni ha avuto una riduzione del personale di circa il 40%. Una difficoltà importante per il territorio vicentino è quella in cui versa l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che attualmente, fatta 100 la forza necessaria, gli impiegati sono il 37%. Per puntare i riflettori sul tema si è svolto un incontro dei sindacati in prefettura. Pensiamo che servano degli interventi radicali, serva un piano straordinario delle assunzioni nel pubblico impiego. Scusate, sono infuriati i genitori dei ragazzi disabili cui saranno preclusi quest'estate i centri estivi. Ci dice tutto in diretta Ilaria Marchiori. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui per parlare di un caso sollevato da centinaia di famiglie della Riviera del Brenta e del Miranese che riguarda i centri estivi per ragazzi disabili. Qui insieme a me ci sono 2 rappresentanti dei genitori ma anche organizzatori dei centri estivi. Presento subito Valentina Paveggio, che è vicepresidente dell'Associazione Uguale per Tutti e anche socia della Fondazione Antonietta e Riccardo Pauletti di Zellarino e rappresenta, diciamo, l'area del Miranese. Benvenuta Valentina. Allora, in sintesi, che cosa vi è successo? Allora, a ridosso di maggio, qui proprio le prime settimane, abbiamo scoperto che le settimane di centro estivo che noi solitamente gli anni precedenti abbiamo supportato per i nostri utenti, che sono state di 6 settimane a mezza giornata e di 4 settimane gli anni precedenti, ahimè risultano essere 40 ore utilizzabili in 2 settimane. Quindi i nostri ragazzi e gli utenti del Miranese che fanno a capo alla nostra associazione e fondazione avranno come supporto di centro estivo solamente 2 settimane. In sintesi, Valentina, siete stati avvisati praticamente all'ultimo momento che i vostri ragazzi, stiamo parlando di servizi comunque per bambini e adolescenti disabili, si troverebbero scoperti per l'estate. Questo comporta delle difficoltà ulteriori per loro, ma poi anche per le famiglie che le devono gestire. Come potreste affrontare voi questa situazione?
Certo, la difficoltà di fondo è enorme, perché sia dal punto di vista delle famiglie che si trovano a ridosso proprio delle vacanze estive, che non sono 2 ma bensì 13 da sostenere e da organizzare per i ragazzi, ma famiglie che lavorano hanno necessità di sapere in anticipo come fare, e lo stesso che organizza i centri estivi, perché ovviamente ci avvaliamo di personale qualificato, di psicologhe, che non possiamo di certo tenere in stand-by, ferme lì, finché l'ASL ci conferma se effettivamente ci aiutano o i comuni ci aiutano ad avere qualche settimana in più, per non parlare di quella che è la discriminazione nei confronti dei ragazzini, che durante l'estate avere un mantenimento delle abilità acquisite durante l'anno è essenziale. Alla luce di questo, voi ieri sera avete avuto un incontro con le parti coinvolte. Alessandra Boran, presidente dell'Associazione Famiglie Abilità, e Fondazione Ability, in rappresentanza invece della parte di famiglie della Riviera del Brenta. Da questo incontro cosa ne è emerso? Allora, ne è emerso dalla responsabile del SIS che mancano OS, la cooperativa non riesce a coprire con le OS presenti tutte le settimane di cui avremo bisogno, ma appunto solamente 2 settimane a mezza giornata al giorno. E invece il presidente del comitato dei sindaci dei 17 comuni ci dice che a fronte di una richiesta importante ulteriore della cooperativa per i centri estivi e in parte della scolastica, i sindaci, le amministrazioni comunali non riescono a coprire appunto la spesa. Fatto sta che i nostri ragazzi hanno solamente queste 2 settimane e non quelle di cui hanno bisogno. Ecco, l'appello che queste famiglie fanno sia ai comuni che comunque all'ULSS è di mettersi una mano sul cuore. Proprio questo è quello che chiedono per venire incontro alle esigenze di questi ragazzi disabili che si troverebbero scoperti nelle loro attività durante l'estate, nonché le famiglie si troverebbero in grossissima difficoltà, anche perché, ripetiamo, l'hanno scoperto davvero da pochissimo tempo e organizzarsi a questo punto è davvero difficile. Quindi chiedono di mettersi una mano sul cuore, una mano sulla coscienza, di potergli venire incontro e dare una mano soprattutto per questi ragazzi. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori, alle sue ospiti. Davvero problemi enormi per le famiglie che hanno ragazzi disabili, persone disabili, soprattutto per quelle non autosufficienti. Ne parliamo spesso, ne parla spesso anche la mattina a Sveglia Veneti Mirella Tuzzato. Apriamo la pagina della politica locale, perché in vista delle amministrative di questo 14 e 15 maggio arrivano i leader, tornano anche i leader dei partiti. È il caso di Matteo Salvini, che oggi è tornato a Treviso per sostenere il sindaco uscente Mario Conte. Sentiamo. Per me l'amministrazione Lega, l'amministrazione Conte e il centrodestra di Treviso sono un modello di buon governo a livello nazionale, quindi penso che squadra che vince non si cambia. Porto in dote, al di là di quello che di buono si è fatto sul territorio, è una città straordinaria, stupenda, ben curata. Da ministro delle infrastrutture diciamo che abbiamo recuperato anni e anni persi, quindi il famoso quarto lotto della tangenziale. C'è stata richiesta la progettazione, ci sono i soldi di ANAS per fare la progettazione. Una volta che Veneto-Strade avrà fatto la progettazione, nel contratto di programma ci sono anche i 77 milioni necessari, quindi vengo portando qualcosa che i trevigiani si aspettavano da tempo e spero che voti tanta gente, perché magari 2 gocce d'acqua alla dunata degli Alpini a Udine, magari qualcuno pensa Conte ha già vinto, la Lega ha già vinto, non serve che io vada a votare. Ecco, il voto è un diritto, non dico un dovere. Spero che tanti trevigiani riconoscano la fatica, l'impegno, la passione, l'onestà e la concretezza della Lega, di Mario e di tutta la sua squadra in questi anni. Quindi non bisogna dare nulla per scontato, Domenico? Mai dare niente per scontato, però girando per Treviso mi sembra che la soddisfazione ci sia, la qualità della vita è eccellente, la manutenzione, la cura. È una città bella, che sta diventando sempre più bella, sempre più attrattiva, questo dicono i numeri, è fondamentale anche dal punto di vista del lavoro, e quindi come Ministro delle Infrastrutture renderla sempre più sostenibile e raggiungibile
è fondamentale. Abbiamo tante infrastrutture in lavorazione sul Veneto, dall'alta velocità ferroviaria agli allargamenti degli assi autostradali, agli investimenti sui porti, sugli aeroporti, e quindi penso che saranno anni di grande sviluppo, non dimenticando che ci saranno anche le Olimpiadi invernali in Veneto fra poco, che saranno un'altra occasione di lavoro, di bellezza e di turismo. Quindi conto che la partita a Treviso finisca già lunedì pomeriggio al primo turno. L'altra partita è quella del PNRR, 800 milioni per la Marca Trevigiana, oltre 100 per la città di Treviso. Il sindaco Conte una settimana fa, 10 giorni fa, ha parlato, c'è un'Italia a 2 velocità sulla realizzazione del PNRR e rischiamo di perdere fondi magari per le colpe di altri. È d'accordo? Io sto lavorando per spendere tutto e spendere bene. Ho sentito il ministro Fitto in autostrada venendo in macchina. Nel mio ministero passano più di 40 miliardi di euro e conto di spenderli tutti, da nord a sud passando per il centro, e spero che tutti possano fare lo stesso. Quindi che tutti siano allineati anche con i tempi. Sì, anzi al mio ministero se daranno dei fondi in più contro la siccità e le dispersioni idriche per sistemare le case popolari. Autonomia, è vero che Meloni dice non prima delle europee? Fantasie di qualche giornale. L'autonomia è già radicata in Parlamento, quindi il 2023 è l'anno dell'autonomia. Noi siamo convinti sostenitori anche delle altre riforme, perché non ci siano governi che vanno, vengono, maggioranze che cambiano, cambi di poltrona, cambi di casacca. Quello ovviamente è un percorso costituzionalmente più lungo in cui crediamo. Alla fine di questa legislatura una Repubblica federale in cui i cittadini scelgono direttamente chi li governa per 5 anni, quella è la squadra, quella è la maggioranza, penso che sarà qualcosa di positivamente rivoluzionario. Matteo Salvini a Treviso con Mario Conte, avete visto c'era anche l'onorevole Dimitri Coin che è il nuovo segretario provinciale della Lega a Treviso. In regia questa mattina Andrea Basso con Alberto Pivetta, con Mattia Pizzaia questa mattina. Andiamo a Vicenza perché abbiamo avuto tutti i candidati in studio, i candidati alla poltrona di sindaco di Vicenza l'altra sera. Sentiamo un'analisi, un commento sul voto del capo della redazione di Vicenza, Carlo Alberto Inghilleri. Sentiamo. Come in tutte le grandi competizioni ne resterà solo uno, o forse due. Sì, perché nelle amministrative di Vicenza, centrodestra e centrosinistra sono d'accordo su niente, tranne che su una cosa: il risultato del primo turno più accreditato dai sondaggi è il ballottaggio. Francesco Rucco contro Giacomo Possamai. Giacomo Possamai che ha un punto di forza che forse è anche la sua debolezza. È molto giovane per qualcuno, troppo giovane per qualcun altro. Francesco Rucco ha esperienza, ha gestito bene la pandemia, ma ha atteso troppo a ricandidarsi. 5 anni fa non aspettò nessuno e alla fine si trascinò dietro i partiti e quella fu una scelta vincente. A sostenerlo, oggi come allora, la stessa coalizione che governa a livello nazionale è in Regione Veneto: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. A centrosinistra invece c'è un'alleanza insolita. Il terzo polo di Calenda e Renzi sta con il Partito Democratico di Elly Schlein, con cui però polemizza a livello nazionale. Un matrimonio politico che a Vicenza ha portato il polo di centro a coalizzarsi pure con Sinistra Italiana ed Europa Verde. C'è poi da chiedersi, nell'eventuale ballottaggio, chi appoggerebbero i candidati esclusi. Giacomo Possamai, con l'uscita del Movimento 5 Stelle e della lista alla Comune, potrebbe godere di una sinistra ricompattata, potrebbe trovare un accordo sul programma con Lucio Zoppello e potrebbe nominare Claudio Cicero consigliere delegato alla mobilità. Insomma, Possamai potrebbe trovare i voti che gli servono per vincere il ballottaggio, anche perché una volta eletti i consiglieri comunali al primo turno, il popolo di centrodestra potrebbe perdere interesse sul secondo turno. Però Francesco Rucco ha una speranza: tra i due contendenti è lui quello più vicino a vincere al primo turno. Potrebbe essere di poco, potrebbe essere per un'inezia imponderabile che nessun sondaggio rileva, calcola. Non è matematica o statistica. In politica a volte 1 più 1 fa 3. Non è una scienza esatta. È l'umore dei cittadini, degli elettori, l'intuizione nascosta nella cabina elettorale che, come la vita, a volte è imprevedibile. Vedremo come andranno le cose sia a Treviso che a Vicenza, poi in tutti gli altri comuni in cui si andrà a votare, tra questi anche San Donà di Piave, ci sono
opposte fazioni, si spera nell'affluenza degli elettori, perché questo sarà un po' l'ago della bilancia, sarà determinante poi per vedere quale sarà il risultato delle parti in causa. Adesso andiamo in pubblicità, pochi minuti, e poi torniamo ancora con Focus TG a tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, vediamo due notizie dal Fatto Quotidiano, riguardano un spaventoso, vasto incendio a Milano causato dall'esplosione di un camion con bombole d'ossigeno, nube nera in città, 4 feriti, edifici evacuati in una zona centrale di Milano. E poi un altro titolo che riguarda lo sfruttamento degli stagionali, colloqui con telecamera nascosta. Ha fatto questo quotidiano, 9 ore, 0 riposi, 1.300 euro in busta, solo una parte, i controlli, devi dire che ti sei fermato un'ora in più. Insomma, un'inchiesta del Fatto Quotidiano con telecamera nascosta per capire i segreti delle assunzioni degli stagionali. E purtroppo la crisi sta mordendo le famiglie, l'inflazione è al 12%, non accenna a diminuire. E ovviamente c'è il caro vita, il carrello della spesa che costa sempre di più. CNA del Veneto ha rilevato e ha confermato che i consumi sono in picchiata. Vediamo. In Veneto i consumi non crescono. La previsione dell'Osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto, che appena 3 mesi fa stimava un aumento vicino al 2% nel 2023, si è più che dimezzata, 0,7%. Si tratta di un fenomeno legato soprattutto all'aumento dei costi energetici e di alcune materie prime e ad un'inflazione arrivata a percentuali che non si vedevano dagli anni 70. Ed è un fenomeno estremamente preoccupante per quel fitto tessuto di piccole e microimprese venete che operano per gran parte nel mercato interno. Auspichiamo quindi che la politica del governo, in linea con le nostre richieste, possa incrementare il potere d'acquisto delle famiglie, agendo ad esempio sul cuneo fiscale, agendo come è stato fatto sul decreto lavoro, trovando altri interventi che possano andare incontro alle esigenze delle famiglie. Ribaltate in positivo invece le previsioni sul PIL regionale, dato appena lo 0,6% a gennaio e oggi praticamente raddoppiato, 1,1%, anche se non è tutto oro quello che luccica. Prosegue il calo delle imprese, sia per quanto riguarda il complessivo totale delle imprese, sia per quanto riguarda il sottogruppo delle imprese artigiane. Invece sul versante dell'occupazione ci sono dati a luce e ombre. Abbiamo i dati definitivi del 2022 che ci dicono sostanzialmente una buona crescita rispetto all'anno precedente e questa crescita ci ha consentito di sostanzialmente arrivare al periodo pre-pandemico. Se i consumi interni languono, chi lavora con l'estero va a gonfie vele. Il risultato del PIL regionale è infatti anche frutto delle filiere di piccole imprese legate all'export, imprese che però non vanno lasciate sole. Serve un accompagnamento importante perché comunque la competizione nei confronti dei nostri principali competitor, che sono le regioni europee, che crescono con dinamiche molto più ampie delle nostre, è necessario accompagnarla soprattutto nei temi del digitale e della transizione energetica ed ambientale. È una situazione difficile, con troppe tasse, è un lavoro sempre più precario e c'è stata un'assemblea nel famoso capannone dei lavoratori del petrolchimico di Marghera, dove i sindacati hanno lanciato la mobilitazione. Vediamo. Capannone del petrolchimico di Marghera. Per i lavoratori di aziende chimiche farmaceutiche, energia, petrolio, gas, acqua e vetro è l'ultima assemblea prima della manifestazione unitaria di sabato a Milano. Occupazione, sicurezza sul lavoro, pensioni, tasse sono tutte questioni per cui i sindacati chiedono un tavolo col governo. Dopo un primo momento nel quale sono stati convocati i tavoli i primi giorni di gennaio, non c'è stato più nessun incontro. Noi riteniamo che di fronte ad una situazione così pesante che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori del nostro Paese sia necessario che il sindacato non sia solo informato di quanto accade, ma sia partecipe nella costruzione delle soluzioni. Intanto il lavoro è sempre più precario, sostengono CGIL e Cislewill, e non per un bizzarro scherzo del destino, ma per una precisa scelta politica.
Il governo ha scelto nel decreto 1° maggio di estendere l'uso dei contratti a termine e di rimettere i voucher in maniera quasi indiscriminata. Questo incide pesantemente in un territorio come quello veneziano, fatto di turismo, di stagionalità, cioè noi torniamo a un mercato del lavoro fortemente precario che non dà speranze e futuro ai giovani e bassi salari. Tra le richieste al governo, riforme strutturali del fisco e del sistema pensionistico e investimenti sulla scuola e sulla sanità pubblica. Il Paese rischia di andare incontro ad un futuro pieno di incognite. Il grande aumento sul costo della vita che stiamo vedendo si sta riverberando su una riduzione della spesa delle persone e questo sta portando a un rallentamento di alcune aziende dal punto di vista produttivo. Quindi rischiamo di andare a cadere, diciamo, in quel giro vizioso nel quale minore spesa, minore salario, minore spesa e quindi minore lavoro. Andiamo a Bassano del Grappa in diretta da Monica Smiderle perché c'è stato ovviamente un temporale, una bufera dopo le dichiarazioni di Angelo Vernillo che ha attaccato la sindaca. Sentiamo tutti i dettagli da Monica Smiderle. A te la linea, Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in municipio a Bassano del Grappa, si è appena conclusa la conferenza stampa dell'assessore alla sicurezza Claudio Mazzocco che è qui con me appunto sul tema della movida che scatena la bufera politica in città. Perché? Perché l'amministrazione del sindaco Pavana ha deciso di aumentare a 500 euro la sanzione agli esercenti nel caso insomma tengano il volume della musica troppo alto. Insomma, la movida viene in qualche modo sanzionata a Bassano del Grappa. Che cosa dice il consigliere Vernillo? Questa non è la strada giusta. Noi durante l'amministrazione Poletto avevamo adottato il patto civico. Assessore, pugno di ferro dunque contro gli esercenti, patto civico, come stanno le cose? Beh, non è un pugno di ferro, è ricordare quali sono le regole. Noi non vogliamo punire nessuno, men che mano chi opera in Bassano, vogliamo solo che le regole siano rispettate anche a favore dei cittadini che ci vivono. Non chiediamo nient'altro che alle 11:30 di sera la musica finisca di essere trasmessa. Questo per poter... Per poter permettere ovviamente ai cittadini che vivono in centro storico di riposare, questo è un po' l'obiettivo, no? Sì, no, questo soprattutto l'obiettivo anche dei fronti di numerose, ripetute e documentate lamentele da parte dei residenti e anche da parte di esposti al prefetto, al questore e a chi di dovere da parte degli stessi cittadini. Voi dite, Assessore, che il patto civico adottato dall'amministrazione Poletto non ha funzionato, in buona sostanza, che servono le sanzioni, che serve insomma una linea più dura rispetto a quanto previsto dal patto civico. Allora, secondo noi il patto civico per quanto riguarda l'accordo soprattutto diciamo, con i baristi non ha funzionato, viste le lamentele che in questi anni si sono protratte fino a noi. Abbiamo deciso di dare un taglio, ma non di dare un taglio a tutto quello che erano, a tutti quelli che erano gli accordi. Noi di recente abbiamo ricevuto un nuovo patto per la sicurezza da parte di prefetto e questore. Questo può essere integrato e mandato. Se ci sono delle cose che riteniamo di poter unire, attingeremo anche tranquillamente dal patto civico che aveva presentato l'altra amministrazione. L'assessore Mazzocco, direttore, è stato molto chiaro durante la conferenza stampa perché ha detto insomma per chi viola la legge ci sono le sanzioni, per chi la rispetta non ci sono i premi, perché questo prevedeva appunto il patto civico. Sì, perché a questo punto dovremmo andare a premiare anche altri esercenti e non solamente i baristi. Terminiamo con un altro passaggio perché dichiara guerra l'amministrazione comunale, l'assessore Mazzocco, anche agli addii al celibato che spesso invadono il Ponte Vecchio qui a Bassano, che ricordiamo essere monumento nazionale. È così, Assessore? Sì, guardi, è così. Con l'inizio della bella stagione e con l'inizio del periodo dei matrimoni, molti voglio usare un termine forte, tamarri
soprattutto provenienti dalle zone limitrofe di Bassano, si riversano sul ponte degli Alpini, monumento nazionale, e lì lasciamo intendere quello che possono fare. Di recente sono stati multati e denunciati. Quindi l'amministrazione comunale dice no anche a questi episodi che sicuramente non rispettano il decoro in città. Io ringrazio l'assessore Claudio Mazzocco. Maggiori approfondimenti naturalmente nei nostri telegiornali di questa sera. La linea torna allo studio. Grazie a Monica Smiderle. Un po' che non sentivo il termine tamarri, ma è molto appropriato ed eloquente. Allora, intanto c'è un'altra tempesta politica a Vicenza. Dopo la trasmissione di Focus, a cui hanno partecipato tutti i candidati sindaci, meno uno, la Simone della lista comune, Lucio Zoppello della lista Rigeneriamo ha protestato per quanto ha detto il sindaco Rucco quando ha parlato di ricatto da parte di Zoppello, e Zoppello ritiene queste frasi lesive del suo operato. Lo vediamo insieme a Luisa Bertini in diretta da Vicenza. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del candidato sindaco Lucio Zoppello, perché per far luce, per chiedere conto al sindaco Francesco Rucco di alcune frasi che lei ha reputato lesive della sua attività in qualità di ex assessore al territorio e in qualità della sua professione. Sì, esatto, nelle affermazioni che appunto ha fatto il sindaco riguardanti alcune pressioni che lui avrebbe ricevuto prima della nomina come assessore, che ha appunto reputato come ricattatorie, le considero appunto tali in quanto non rientrano sicuramente nel mio modo di operare, soprattutto come pubblico amministratore, ed è per questo che chiedo vengano appunto smentite da un lato e vengano fatte pubbliche scuse al sottoscritto e all'altro candidato Marco Lunardi, che è stato tirato in ballo nel stesso proposito. E poi ci sono altre frasi che riguardano l'immobilismo. Ci spiega di cosa si tratta e soprattutto che cosa chiede al sindaco? Sì, l'altro aspetto riguarda appunto l'operato che nello svolgimento del mio ruolo di assessore, in cui è stato affermato che ha ricevuto delle lamentele da parte degli ordini. Anche in questo caso chiedo che vengano formalizzate queste lamentele in modo che siano a conoscenza di tutti, e nello stesso tempo, se questa cosa fosse semplicemente non fosse attuata, ovviamente anche in questo caso che vengano fatte le pubbliche scuse entro domani. Ecco, io ringrazio il candidato Zoppello e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini. A Focus spesso ci sono scontri veri e propri, in questo caso tra candidati sindaci, e polemiche conseguenti, perché insomma è un'arena in cui quando si parla di politica, in vista soprattutto di elezioni, può accadere di tutto e di più. Restiamo però a Vicenza perché continua la polemica sulla chiusura del centro medico del quartiere dei Ferrovieri. Sentiamo cosa dicono i residenti, che non sembrano rassegnarsi a questo epilogo. Vediamo. È indispensabile per la popolazione, per il quartiere, è una cosa fantastica, era una cosa proprio indispensabile, perché tutte le persone che hanno un bisogno devono spostarsi tantissimo e perciò si trovano tutti in difficoltà. Perfetto. Per lei? Sì, non avendo un mezzo di trasporto tra l'altro, prendere un taxi e portarmi fuori. Lontano. I residenti del quartiere Ferrovieri, soprattutto quelli più anziani, reagiscono con delusione e frustrazione alla chiusura del centro medico di via Fincato. Sia pur annunciata da tempo, la perdita anche dei medici di base dopo la guardia medica in quartiere è una grave mancanza e monta la rabbia. In molti credevano in una soluzione tampone all'interno degli ambulatori della medicina di gruppo fino all'assegnazione definitiva di nuovi medici. È proprio una vergogna, perché eravamo qua che c'erano tanti anziani, c'era un medico vicino e potevamo attenerselo anche qua, invece dobbiamo andare altrove. Il centro così deve andare bene qua, insomma. Ma stare in una zona qua senza un riferimento medico, fa tutti a pronto soccorso, perché la guardia medica, se telefoni, il 90%
non ti risponde per 3 ore. Altro che grave, che guai. Anche me abito qua poco lontano, ho dovuto andare a San Bortolo, insomma. Hanno chiuso il centro medico. E io che devo fare adesso? Devo cambiare il medico? No, non lo sapevo. Stava vicino, ero comoda capitando qua, ma adesso... In quartiere con un medico ci vorrebbe, però so che l'hanno tirato via, non so altro. Ed è un gran casotto, purtroppo. Siamo messi alla carità, devo andare lì in fondo dall'altra parte per una ricetta. Adesso ci troviamo tutti quanti isolati perché anch'io ho dovuto girare per andare a destra e a sinistra, però i dottori sono tutti occupati. Io secondo me è un posto qui, oltre che le persone trovano il parcheggio, l'educazione della la segretaria che c'era e tutto, e invece ci hanno tolto proprio il pane a tutte queste persone anziane come vedi sono io, ho 87 anni e ho bisogno di avere un dottore vicino. È una situazione abbastanza pesante soprattutto per gli anziani, anche perché i medici di base sono pochissimi e hanno tantissimi pazienti, molti ambulatori sono stati per questo chiusi. Passiamo invece alle penne nere, sempre baldanzose, sempre entusiaste in vista della la grande adunata di Udine, che seguiremo ovviamente in diretta sulle nostre reti, e continua l'avanzata, la marcia degli alpini, alcuni anche a piedi, verso questa splendida città del Friuli Venezia Giulia. Vediamo. A Motta i 3 gruppi alpini di Sant'Andrà, Camalò e Zenson di Piave, direzione Udine. Le penne nere si stanno mobilitando verso Udine, è iniziato l'avvicinamento. C'è anche chi, nonostante il tempo, ha iniziato una lunga marciapiedi con partenza stamattina alle 8 dal Sacrario di Fagarè, che li spingerà a percorrere 110 chilometri. Sono una decina di penne nere iscritti dei gruppi di Camalò, Sant'Andrà e Zenson. Eccoli qua i nostri eroi che camminano verso la durata di Udine. Altri alpini sono già arrivati. Siamo ospiti del gruppo di Pinzano al Tagliamento della provincia di Pordenone. Le Camerate, la Cambusa e qua abbiamo il reparto cucina. Domani pomeriggio da Colle Umberto è prevista la partenza del reparto Salmerie. Uomini e muli in camion fino a Villa Manina di Passariano, poi a tappe a piedi fino a Udine. Arrivo previsto sabato mattina al Parco Moretti, dove vi è il cippo che ricorda i caduti della Iulia sul fronte russo. Come sta andando? Abbiamo gruppi che già si sono collocati, sistemati in aree, sia quelle predisposte dall'organizzazione, sia aree private che avevano già individuato mesi e mesi fa. I numeri? Allora, la sezione di Treviso conta circa 10.000 iscritti, di questi noi ci aspettiamo che domenica alla sfilata ci siano almeno 1.000-1.500 persone. Campero, tende, insacchi a pelo o incomodi alberghi, borsoni e zaini sono pronti. Il conto alla rovescia è scattato. Bravi ragazzi, bravi, continuare così. Incitamento al passaggio degli alpini. Andiamo a vedere anche la partenza degli alpini da Vicenza, sono anche qui migliaia. E tra l'altro ci sarà l'evento che culminerà domenica con il passaggio della Stecca, la cosiddetta Stecca, a Vicenza, che è città designata ad ospitare la Dunata nel 2024. Da mattino presto gli alpini dalle 6 di questa mattina sono già in movimento, stanno caricando i mezzi, viene praticamente la prima parte è la logistica, quindi partono con i mezzi, con i capannoni, con i servizi, con le cucine, con tutto quel che è utile per il grosso, che poi partirà nei giorni di venerdì e sabato. Chi in auto, chi in pullman, fervono i preparativi per gli alpini, familiari e simpatizzanti che da Vicenza tra i primi stanno raggiungendo in queste ore Udine per partecipare alla 94esima Dunata Nazionale. La pioggia non vi fermerà?
No, la pioggia assolutamente no, perché gli alpini non sono solubili in acqua, però voglio dire sarà sicuramente un disagio, però siamo abituati anche a questo, abbiamo avuto anche altre adunate, abbiamo sfilato sotto la pioggia, abbiamo sfilato anche con la grandine a Pordenone, per cui voglio dire siamo pronti a tutto. Il programma si apre giovedì, ma il momento clou arriverà domenica con lo sfilamento nelle vie della città e noi di Rete Veneta saremo in diretta per tutto il giorno a partire dalle 7:30 del mattino per raccontarvi questa importante giornata fin dall'ammassamento dei partecipanti con una diretta in edizione straordinaria. Giornata che assumerà una connotazione ancora più importante per Vicenza in vista dell'adunata del 2024. Domenica è un giorno molto importante in quanto ci verrà consegnata la stecca da Udine, la caricheremo sulle spalle, lo zaino è pronto, sarà un peso importante e significativo, ma siamo pronti, stiamo già lavorando per Vicenza, intanto godiamoci Udine, ma siamo pronti e carichi. E ci ricolleghiamo adesso con Luisa Bertini, che non ha il dono dell'ubiquità, ma si è spostata dal luogo in cui ha intervistato Zoppello poco fa, vicino, per sentire sulla adunata di Udine e su quella prossima di Vicenza il presidente della provincia di Vicenza. A te la linea di nuovo. Adesso l'abbiamo collegata tra pochissimo. Luisa Bertini, non c'è? Non ce l'abbiamo. Va bene, allora io direi andiamo in pubblicità e poi riprendiamo. State con noi, ancora notizie di Focus TG. Di nuovo a Vicenza in diretta con Luisa Bertini, che è con il presidente della provincia di Vicenza. A te Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del presidente della provincia Nardin, reduce da 3 giorni di incontri a Roma in cui sono stati trattati diversi temi, dalla viabilità agli alpini. Io partirei con un tema che è caro per la salute dei cittadini e che riguarda la messa in sicurezza del sito Miteni a Trissino. Quindi avete incontrato il ministro, cosa è emerso? Sì, penso che questa volontà di fare squadra, che poi ha avuto sintesi in questo incontro con il ministro e col vice ministro, in qualche modo sia un segnale importante, un incontro promosso dal Comune di Trissino, agevolato dalla senatrice Stefani, alla presenza anche dell'assessore Bottaccin, che in qualche modo ha portato questo caso a una rilevanza nazionale all'attenzione del Ministero. Il Ministero si è impegnato fin da subito ad attivare un tavolo di confronto per capire tecnicamente quali possono essere le soluzioni che da parte loro possono venire incontro alle esigenze del nostro territorio. Penso che questa sia una cosa che avviene per la prima volta in assoluto e quindi siamo fiduciosi e felici che riuscire a fare squadra a livello territoriale, come ho detto, ai diversi livelli, tra cui anche la provincia, abbia portato a un primo risultato, che è questo importante tavolo di confronto col Ministero. Ecco, un tavolo di confronto a cui seguiranno evidenti richieste da parte del territorio, anche perché la messa in sicurezza del territorio di Trissino e quindi del sito Miteni richiede consistenti interventi economici. Certo, ma quello che è importante, al di là dell'aspetto tecnico della messa in sicurezza e delle valutazioni economiche su quello che è l'intervento che deve essere fatto, è il fatto che il Ministero abbia iniziato a prendere coscienza, in esame la pratica, abbia iniziato in qualche modo ad avere quelle che sono le scadenze sulla messa in sicurezza e che ci aiuti in questo percorso, un percorso sicuramente arduo, difficile, economicamente costoso, che vede molti soggetti, tra l'altro molto importanti, coinvolti, i soggetti privati che stanno in questo momento portando avanti la bonifica, e quindi avendo al nostro fianco il Ministero, oltre agli enti di cui abbiamo parlato prima, sicuramente i risultati potranno essere migliori. E poi si è parlato anche degli alpini, perché Vicenza domenica prenderà il testimone, quello che si definisce la stecca da Udine, perché poi nel 2024 ci saranno l'adunata nazionale degli alpini sarà proprio a Vicenza.
Sì, uno spirito di solidarietà alpina che era trasversale tra senatori onorevoli che ho incontrato in questi giorni a Roma, con la volontà, da quando avremo la stecca che ritireremo col Presidente Marchiori lunedì e domenica sera a Udine, la volontà di far fare bella figura a quelle che è il territorio vicentino, quindi non solo Vicenza, ma pensare ad una adunata delle terre vicentine, in cui tutti noi ci metteremo al servizio di questo grande evento, di questa grande organizzazione che porterà Vicenza ad essere alla ribalta in qualche modo nazionale per alcuni giorni, quindi è importantissimo riuscire a fare bella figura tutti assieme. Quindi l'adunata anche per il rilancio turistico del territorio? Assolutamente sì, in particolare pensiamo di poter promuovere quella che è un'iniziativa che verrà inaugurata a brevissimo, che è l'Alta Via della Grande Guerra, un'alta via che unirà i 4 ossari presenti in provincia di Vicenza, quello che è il legame più forte forse proprio con il senso vero della dunata, e quindi questo sarà sicuramente uno degli asset che vorremmo riuscire a promuovere attraverso la dunata degli alpini, vista la sensibilità di quello che è il popolo alpino riguardo a questi temi. Ecco, io ringrazio il Presidente della provincia e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie molte. Vediamo una bella storia, una mamma di Caldogno che è stata premiata ieri alla Camera dei Deputati proprio dal Presidente Lorenzo Fontana per aver donato un rene a suo figlio. Un gesto di grande generosità che è stato sottolineato a ridosso della festa della mamma. Vediamo. Amore, con l'amore si riesce a passare ostacoli insormontabili, si riesce a fare tutto. È il messaggio di speranza di una mamma vicentina di Caldogno, Agnese Tassetto, che a ridosso della festa di tutte le mamme è stata premiata a Roma alla Camera dei Deputati per un grande gesto di generosità nei confronti di suo figlio Matteo di 24 anni. La donna infatti gli ha donato un suo rene nel luglio scorso, un intervento eseguito all'ospedale vicentino San Bortolo che ha permesso al giovane di ristabilirsi completamente, evitandogli la sofferenza della dialisi. Per una mamma un gesto di ordinaria generosità, afferma Agnese, premiata personalmente dal veronese Lorenzo Fontana, presidente della Camera, che intende così sensibilizzare tutti sull'importanza della donazione degli organi. Penso che sia giusto dare dei segnali positivi, no? Una storia di speranza, anche di tanta sofferenza, sì. Una storia d'amore, e che chi meglio di una mamma insomma può rappresentarla, e quindi sono veramente orgoglioso di averli premiati. Loro si sono detti onorati di essere qui, non sono io onorato di avere questa storia, e come tante altre storie ci saranno sicuramente in Italia, dell'amore di una mamma verso il figlio. Sono stata contentissima, non ci ho pensato un minuto, ci ho messo l'anima per riuscire a farla. E ringrazio solo il cielo, tutte le preghiere, tutti quelli che mi hanno aiutato, tutti i medici, perché sono stati fantastici. E se è per questo, per mio figlio, devo solo ringraziare tutti quanti. Presentato oggi il grande concerto di Red Canzian che sarà a Silea agli impianti sportivi di Via Scendon questo sabato. Ha detto Red nei giorni scorsi, è un concerto per tutta la mia gente, sono attese migliaia di persone, vediamo. Francesca Bozza in diretta. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Silea per la presentazione ufficiale del concerto che Red Canzian ha voluto regalare ai suoi concittadini, alla sua città proprio a Silea. Insieme a me il protagonista Red Canzian e la padrona di casa, il sindaco Rossella Cendron. Intanto Red, un saluto al direttore. È il mio amico Luigi Baccialli. Ciao caro, ciao. E allora, direttore, un concerto, tra l'altro, qui a Silea sarà l'unico concerto che Red Canzian farà da solo, perché in programma ci sono una serie di concerti con i Pooh, ma ha deciso di fare questo regalo alla sua città. Sì, anche perché questo era un concerto che avremmo dovuto fare a settembre dell'anno scorso, poi per problemi di meteo non è stato fatto, ma le promesse si mantengono, e soprattutto la mia voglia di suonare per la mia terra, per la mia gente, nel mio paese era talmente tanta che avevo messo in programma, quando si è parlato di fare il tour con i Pugli, ho detto però un concerto da solo io lo devo fare perché l'avevo promesso al mio paese, e infatti è entrato nel calendario di questo mio anno. Questo sarà l'unico concerto mio da solo in questo 2023, quindi per me ha un valore grandissimo, di grande emozione, di grande gioia,
e non poteva essere che fatto per questo scopo, insomma, per farlo qui nel mio paese. Verrà raccontata la sua vita, la sua storia, il suo rapporto con la musica e sul palco ci sarà anche la sua famiglia, quindi è proprio un'immersione a 360 gradi nella sua vita. Sì, sì, è bellissimo proprio per questo, perché trattandosi di un concerto fatto qua viene valorizzato ancora di più dalla mia band, che è una band veramente a conduzione familiare, perché in regia a seguire tutta la parte dei video c'è mia moglie Bea, sul palco c'è Phil, mio figlio, alla batteria, che è anche la direzione musicale della band, poi c'è Chiara, mia figlia, che canta con me, suona l'ukulele, fa un sacco di cose, e poi ho 2 musicisti bravissimi, un pianista e un chitarrista, Alberto Milani alla chitarra e Vanni Antonicelli al pianoforte e alle tastiere. È una band di musicisti pazzeschi, faremo la musica che ha attraversato la mia vita, a partire dai Beatles, dai Mamas and Papas, tutto quello che si cantava da ragazzini, fino ad arrivare ai giorni nostri. E il successo e l'amore per Red Canzian, che non conosce generazioni, che parte dai meno giovani per arrivare ai giovanissimi, è rappresentato, sindaco, da questi 3.000 biglietti a dati esauriti. Ricordiamo che però il concerto è gratuito, questo lo sottolineiamo, 3.000 posti andati esauriti in poco meno di 4 ore e altri 500 messi a disposizione. Un onore poter ospitare un concerto di questa portata. Guardate, pensate a quanto affetto c'è intorno a Red per appunto avere una risposta così straordinaria. Siamo onorati appunto di ospitarlo nel nostro territorio, nel suo territorio, perché Red è uno di noi e appunto questo concerto è stato davvero il risultato della sua grande disponibilità come artista, ma anche appunto come cittadino residente nel nostro territorio, che nel nostro territorio vive e ha le proprie relazioni familiari, ma è stato il risultato straordinario anche di una sinergia col territorio, perché appunto da un punto di vista organizzativo e logistico l'amministrazione comunale si è messa a disposizione assieme a almeno altre 20 aziende del territorio che sostengono questo concerto, quindi un grazie anche per la risposta che il territorio ha dato per rendere tutto questo possibile. L'appuntamento è il 20 maggio agli impianti sportivi di Silea, non è escluso che potrebbero esserci altri appuntamenti simili, magari non quest'anno che è ricco di impegni, però chissà. Ma sarebbe bello farlo diventare quasi un appuntamento annuale, perché insomma magari la data zero, capito, di ogni tournée, farla partire da qua ci pensiamo. Adesso vedo brillare gli occhi alla mia bellissima sindaca, per cui work in progress. Salutiamo il nostro direttore, ciao Baciarli. Grazie Red, grazie. E qui grazie è tante, tutto da Silea, grazie davvero a Red Canzian, in bocca al lupo per tutti gli appuntamenti, saranno sicuramente un successo, grazie davvero al sindaco di Silea Rossella Cendro, restituisco la linea allo studio. Grazie alla sindaca, grazie a Red Canzian, davvero un grande musicista, un grande amico di Media Nord-Est. Ricordo lo straordinario successo del suo musical Casanova, che ha girato in tutti i teatri d'Italia, è ancora in scena e sarà portato anche all'estero. Chiudiamo qui questa edizione di Focus TG, grazie per averci seguito, buona giornata.